L'autunno in Barbagia fa tappa a Ovodda, il paese dei centenari dove regna la magia del tempo immobile. E ovviamente il nostro viaggio qui a Ovodda non poteva iniziare senza di lui, senza Giuliano Marongio, che davvero ha fatto parlare di questo paese ovunque e in ogni dove. Giuliano, oggi siamo a casa tua. Siamo a casa nostra perché mi auguro che questa sia la casa di tutti, non solo per queste giornate di festa dove le nostre case acquistano una tonalità d'antico, ma spero anche in tutti i giorni dell'anno, perché credo che Ovodda abbia questa qualità di differenziarsi per un'ospitalità davvero spontanea e immediata, e chi viene qua credo che abbia proprio il piacere di avvertire questo abbraccio forte. E con te, Giuliano, voglio ringraziare, prima di iniziare la nostra trasmissione, già l'amministrazione comunale, il sindaco Cristina Sedda, la Proloco con Pietro Massio presidente, e davvero tutte le associazioni di cittadini che si sono impegnati per realizzare al meglio questa tappa dell'autunno in Barbagia. E tu queste persone le conosci bene, una comunità attiva, quella di Ovodda. Una comunità attiva, tante associazioni che ovviamente lavorano per tenere alto il valore non solo della cultura e delle tradizioni, ma anche quell'aspetto di sociale che ha sempre bisogno di una vitalità che qua si rinforza grazie all'impegno di tutti. Ovodda davvero merita la vostra attenzione e vi ringrazia per questa presenza. E voglio parlare con te anche dei prodotti di eccellenza che questa comunità produce, tra questi ovviamente il pane fressa, il granito, il sughero, i tanti dolci che ovviamente toccano i palati di tutti, e in qualsiasi percorso abbracci la tradizione. Assolutamente sì, e poi i formaggi, tutto quello che davvero c'è di buono, ecco, di qualità, non solo nel cuore delle persone ma anche nella manualità, che ha saputo prendere in prestito un'esperienza e tradurla poi in una realtà che è sempre attuale. Come dice lo slogan di questa edizione, il futuro è già qui, anche per quel che si produce. Il futuro è già qui, Ovodda è una comunità che produce, però adesso invitaci tu al viaggio in Sardegna, qui a Ovodda per l'autunno in Barbagia. Dovete solo aprire occhi e cuori e vedere che cosa succede in questo bel viaggio. Rimanete con noi. Siamo ora in compagnia del sindaco di Ovodda, Cristina Sedda. Una grande soddisfazione per una comunità che produce cultura, produce tanti sapori nel percorso della tradizione. Sicuramente, ma soprattutto produce accoglienza, che è il valore aggiunto di questa manifestazione. Sì, sono buoni prodotti, cerchiamo per quanto possibile di fare cultura, anche cultura di un certo tipo, produciamo delle cose ottime, produciamo prodotti, produciamo bambini, ma il valore aggiunto è l'accoglienza. E in quella magia del tempo immobile cosa si nasconde? Beh, io penso alla simpatia degli ovoddesi, che ancora una volta davvero hanno accolto a braccia aperte centinaia, anzi migliaia di persone che in questa giornata si sono immerse nel cuore della Barbagia, venendo a scoprire il paese di Ovodda. Amministrazione comunale, Proloco e tutti i cittadini e le associazioni del paese che si sono impegnate. Soprattutto sì, quello che fa il comune è cercare di dare un'organizzazione generale, cercare di garantire il flusso dei turisti, ma quello che fanno sono i cittadini, che fanno con il loro saper fare, con la loro fantasia, con la voglia di impegnarsi per presentare al meglio il proprio paese, Ovodda. Sindaco, lei è anche un collezionista? Di santini sacri. Santini, ma anche libri antichi? Anche i libri antichi. E per l'occasione c'è una bellissima mostra che andiamo a visitare insieme. Va bene. Andiamo.
Il viaggio nell'autunno in Barbagia qui a Ovoda ovviamente ci dà la possibilità di scoprire i sentieri non solo del gusto, non solo dei sapori, ma anche un viaggio nella cultura di Ovoda e non solo, anche perché io sono in compagnia di Grazia Curreli, bibliotecaria, in sintonia con l'amministrazione comunale avete deciso di allestire qui nel comune uno spazio dedicato ai libri. Sì, in particolare al libro antico, quindi come oggetto di pregio, come un oggetto d'arte bello da vedere. Quindi ringraziamo l'amministrazione, ringraziamo Don Omar e alcuni collezionisti che ci hanno prestato i loro libri, che sono opere di valore. È un viaggio nella storia del libro a stampa a partire dal 1500 sino al Novecento. Ma qual è quello particolare, quello che riscuote più successo? Ce ne sono diversi, abbiamo il più antico del 1550, quindi che ha anche un certo pregio, un certo valore, per passare ai libri da borsetta, quindi in formato miniature, oppure ai grandi messali, piuttosto che a libri con copertine in pelle, oppure rilegate con dei fregi particolari, insomma ce n'è per tutti i gusti. Per tutti i gusti, una mostra questa che dovrebbe essere permanente, vero? Si vedrà, per ora insomma abbiamo lanciato l'idea, poi speriamo che il percorso continui, magari anche arricchendolo con altri esemplari. Anche perché questo è un percorso davvero di grande valore. Grazie, grazie. Grazie a voi. Uno dei prodotti di eccellenza che Ovoda produce ovviamente è il pane. Il pane è lavorato in maniera artigianale e noi siamo qua con Manuela e tante signore che stanno dando una dimostrazione ai tanti visitatori che in questa giornata sono venuti qui a Ovoda. Cosa state e come state lavorando il pane? Allora, stiamo lavorando come si faceva prima. Oggi non si fa più così il pane. C'è l'impasto già pronto, Isa Orbe. La prima signora incominciare si dice nel primo tagliere e le altre continuano man mano che si va avanti, insinuano, cioè il pane diventa sempre più fine fino ad arrivare all'ultimo tagliere e poi va in forno dove la signora più grande, più brava lo mette in forno. E quindi la più esperta. La più esperta perché noi siamo troppo giovani. Ascolta, ovviamente tante persone erano coinvolte nella lavorazione del pane. Tante persone perché i passaggi sono tanti e quindi c'è bisogno di tante persone. E una volta che esce dal forno? Una volta che esce dal forno si pulisce dalla farina, si taglia, si dice fressare, dividerlo in due, poi si mette a riposo, di solito per una giornata, per raffreddarsi, e l'indomani si mette di nuovo nel forno e diventa pane carasau. Quindi ha questa procedura particolare che lo rende tra l'altro così buono perché il pane di Ovoda che si chiama pane fresa, giusto? Pane fressa, sì. Si differenzia perché dagli altri? Allora, il pane di Ovoda innanzitutto è fatto di semola di grano duro, di farina di grano duro, non di semola, perché negli altri posti usano la semola o il semolato, lievito, acqua e poi la procedura, la lievitazione e viene impunzao si dice, ovvero lavorato con le mani, il sulau, quello che vedete di là. Da una tradizione che ovviamente si ripete perché non solo le persone anziane ma anche le persone giovani hanno ereditato questo percorso. Adesso le persone giovani lo fanno più piccolo, più semplice da lavorare, da infornare, perché comunque come vedete nel forno la cosa più difficile è cuocerlo. E per fortuna ci sono tante aziende che qua a Ovoda operano e conservano quello che è il sapore autentico del pane e fresa di Ovoda. Grazie Manuela. Grazie a voi. Grazie.
Siamo in compagnia di Vittorio Mura, l'artista dei fiori di Ovoda. Tutte le sue composizioni ovviamente fanno il giro del mondo e regalano anche un'emozione. Non solo artista dei fiori, ma anche direttore artistico di quella che è la scenografia che oggi ospita il paese di Ovoda. Sì, create con cose raccolte in campagna, rivisitate, dipinte e adattate al nostro territorio. Tra l'altro abbiamo visto tante zucche in giro. Sì, abbiamo fatto una bellissima via con tutte le zucche di diverse forme, rielaborate. Abbiamo fatto delle sorte di quadri in sospensione. Speriamo che vi piacciono. Insomma. Anche perché la dote principale di Vittorio è quella di riuscire a cogliere quelli che sono i preziosi delle stagioni per poi abbellire e creare delle cornici. In questa stagione ovviamente le zucche la fanno da padrone. Fa un po' autunno, no? Speriamo l'anno prossimo di invitarvi a avere cose differenti. E ovviamente qua c'è il tuo punto di lavoro. Punto di lavoro, il mio negozio che ha fatto un anno pochi giorni fa. E quindi tanti auguri anche a te. Grazie. E per chi vuole può solo venire a Ovoda e godere di quelle che sono le composizioni di questo ragazzo, un giovane determinato che davvero ha rivolto tutta la sua passione in un'arte che sta avendo un grande successo. Complimenti Vittorio. Grazie Roberto. Siamo in compagnia ora del presidente della Proloco Pietro Massio. Presidente, un grande successo questa edizione dell'Autunno in Barbagia. Sì, c'è molta gente, abbastanza sparsa in tutte le corti. Siete contenti? Sì? Sì, contentissimi, anche la gente è molto contenta, quella che chiediamo, così come passano nell'ufficio informazioni per prendere le brochure, sono abbastanza soddisfatti della gente, dell'ospitalità del paese, delle corti sì, che ci sono, dei punti ristoro. Cosa vi chiedono quando vengono nel vostro punto informazioni? Cosa vogliono vedere? E girare le corti sì, che ci sono qua, chiedono del pane, del pizzuto. Vogliono scoprire i prodotti d'eccellenza di Ovoda. Abbiamo citato il pane, il sughero, il granito. Sì, c'è una fabbrica del sughero qua a Ovoda che lavora abbastanza bene, c'è una fabbrica del granito, insomma una piccole fabbriche ma però attive. Grande orgoglio per il paese di Ovoda, per non parlare dei dolci, del formaggio. Dolci, il formaggio, abbiamo il formaggio buono, i dolci buoni di Ovoda, insomma, che ci sono tutti esposti nelle cortesi di Ovoda e la gente sta comprando. Un grande successo questa edizione dell'Autunno in Barbagia, ovviamente dobbiamo ringraziare la Proloco di Ovoda, tutti i suoi componenti che ancora una volta si sono mossi in maniera attiva, poi abbiamo l'amministrazione comunale, le associazioni che operano qui a Ovoda e tutti i cittadini che davvero hanno curato nel minimo dettaglio le loro cortes, l'Ungrones de Bidda. Ungrones de Bidda, sì, li salutiamo, li ringraziamo sia il comune sia tutte le associazioni che hanno collaborato e tutte le cortes che hanno aperto. Grazie Pietro e buon viaggio in Sardegna anche a te. Grazie a te Roberto e ringraziamo tutta la gente. A 3 anni e mezzo. Grazie.
Come vedete anche il piccolo Niccolò non riesce a resistere alla tentazione degli ottimi raviolini fritti che vengono preparati qui a Ovodda, andiamo ad assaggiarli insieme. Maria, stanno parlando tutti dei vostri ravioli. Perché sono buonissimi, li abbiamo fatti con ingredienti naturali, tutte cose del nostro orto e giardino, i formaggi ovodesi, le patate ovodesi. E realizzati secondo la tradizione. Realizzati secondo la tradizione. Infatti tutti ne parlano e come vedete ognuno prende un cono. Sono ottimi e fritti in questo modo sono molto sfiziosi, molto pratici da mangiare, da portare via, quindi la gente viene volentieri perché proponiamo cose ottime. Prende un cono e poi ovviamente ripassa per prenderne un altro ancora. Come sta andando quest'autunno in Barbagia qui a Ovodda? Sta andando benissimo. Siete contenti? Sì, almeno benissimo, sì, siamo contentissime. E allora buoni ravioli a tutti. Grazie, buon pranzo a tutti. Ilaria, cosa state preparando qui? Allora, qui stiamo preparando le salsicce che mio padre riproduce ancora con l'originale ricetta. Questa ricetta prevede l'utilizzo di questa erba selvatica, appunto, che noi chiamiamo guiaione, che si potrebbe tradurre con erba cipollina, che gli conferisce un particolare sapore, appunto, e la caratterizza rispetto agli altri prodotti simili presenti in zona. Che tra l'altro emana un profumo non indifferente e questo è il segreto della bontà delle salsicce di Crispone in questo caso, quindi quando venite Giuseppe Sedda, meglio conosciuto come Crispone, se venite a Ovodda chiedete di lui e vedrete quante bontà riuscirà a farvi assaporare, ovviamente anche la carne è buonissima. Sì, anche la carne appunto è uno degli elementi fondamentali appunto della nostra economia, che è principalmente agropastorale. Chi mangia la carne campa 100 anni. Sempre presente, ti dà da solo, sempre a ti e sanzelo mudo, pronta a seguire, a ti difende, sa vita sua, pronta a ti rende, che ne schiere, poi te si sia, che ne compensa, rende de pia, lughe de olio. Siamo ora in compagnia del maestro Gianni Garau di Ovodda, ovviamente poi il suo mestiere lo porta ad abbracciare tanti paesi della Sardegna che dirige con professionalità e con tanto amore. Cortes Apertas, ovviamente tappa di Ovodda, qual è la differenza rispetto alle Cortes che fanno poi tappa in tutti gli altri paesi della Barbagia? Guarda, io credo che la frase "la magia del tempo immobile", che è stata scelta come slogan di questa sagra, di queste Cortes da tanto tempo, sia veramente significativa. La magia del tempo immobile, il tempo immobile e le tradizioni che si conservano, soprattutto quelle dell'enogastronomia, quella delle produzioni locali, dal pane ai formaggi agli insaccati. Quindi credo che il prodotto di nicchia, così come lo stiamo portando da tanto tempo un po' in giro dappertutto, sia il biglietto da visita di questa sagra. Grazie Gianni e complimenti per tutto quello che fai. Grazie a te Rubi, ciao. Balla di balla, balla di bella, balla di Luventi stella, balla di Sanzelo, balla di Celesta, balla di Luventi Celesta, balla di Sanzelo, balla di Celesta, balla di Luventi Celesta, balla di La comunità di Ovodda produce e produce soprattutto prodotti d'eccellenza e ovviamente tra questi c'è il formaggio che conquista i palati di tutti e va ovviamente anche oltre il mare. Io sono in compagnia di Paola del caseificio Marongiu, parliamo del formaggio Minari che davvero ha vinto tantissimi premi. Sì, ha vinto già 4 volte, ci hanno premiato 2 volte il secondo, 2 volte il primo. La prima caratteristica è perché viene affumicato, prodotto da latte di qualità, a chilometro zero, perché comunque per fare il formaggio utilizziamo il latte nostro e di tanti produttori che ci sono da noi confinanti. Ovviamente a Galanovai, dove si trova il loro caseificio, è un cuore che pulsa forte tra tradizioni e ovviamente tanto amore che viene riposto in questo lavoro. E avete davvero tanti prodotti in questa giornata che i visitatori stanno gustando. Stanno gustando e stanno apprezzando tantissimo proprio il formaggio che viene premiato ogni anno. E quindi è quello che conquista i palati di tutti, poi accompagnato da un buon pezzo di pane è davvero un'esplosione del gusto. Se poi aggiungiamo anche un bicchiere di vino, non ce n'è per nessuno.
Pensate che lui è arrivato da Filadelfia ovviamente per godere di quella che è l'ospitalità di Ovodda. Amir, ben trovato, ovviamente scherziamo perché lui sta da 3 anni in Sardegna, grande campione di Brazilian Jiu-Jitsu, però Ovodda ovviamente per vivere questa bellissima giornata. Sì, è molto bella qua, loro ancora passa la cultura vecchio, la bambini, sempre prendi la comunità aperta, molto ospitate, quindi questa è la terza volta con mia figlia che è nata qua a Sardegna, noi vieni qua, sempre graduati perché voi sempre abbracciate noi, è molto gentile, mi piace molto. Buon viaggio in Sardegna anche a te, Amir. Il nostro viaggio in Sardegna, che ha fatto tappa in questa puntata a Ovodda, si conclude qui. Abbiamo deciso di lasciarci in un modo speciale, a ritmo di musica con il coro Zente Sarda, diretto dal maestro Enrico Pilo. Un viaggio che ci ha regalato davvero tanti scenari, a volte inediti, caratterizzati soprattutto dall'ospitalità di una comunità che ancora una volta ha stupito e davvero ha accolto a braccia aperte i visitatori che hanno fatto tappa qui a Ovodda per l'autunno in Barbagia. Grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia e buona Sardegna a tutti. Le immagini parlano con la voce dei ricordi. La magia del tempo immobile rivive tra i colori. La Sardegna, che nasce nello stupore dell'alba, fiorisce negli occhi della sua gente. Le feste, le sagre, gli eventi, c'è sempre un'occasione da raccontare. Metti in rete la Sardegna, che muove i fili dell'anima. Cattura le emozioni che vuoi condividere con il resto del mondo. Sardegna Live, l'isola in un click.